Sindaco Magagnin, questa mattina con i colleghi di San Pietro di Feletto e Tarso avete firmato una richiesta particolare. Da quanto tempo avete iniziato a pensare a questo lavoro congiunto? È ormai qualche mese che pensiamo a questa richiesta congiunta che verrà sottoposta a Sua Eccellenza il Prefetto, e la nostra richiesta è di far sì che venga estesa la competenza anche nei nostri territori, perché l'ausilio che abbiamo delle nostre forze dell'ordine, sto parlando per quanto riguarda Revine Lago e Tarzo, della stazione Carabinieri di Cison di Valmarino, e l'ausilio del Corpo di Polizia Locale di Vittorio Veneto, con il quale siamo associati, non è più sufficiente nonostante il lodevole sforzo messo in campo dai nostri agenti. Quindi ci aspettiamo che il prefetto ci convochi per ascoltare le nostre istanze e che qualcosa si muova, perché consideriamo che dall'ottobre, quindi inizio autunno del 2024, in queste zone i furti sono aumentati. Con i furti aumentano anche i tentativi di furto, che a volte vanno anche fortunatamente a vuoto.